Madonna mia, no, Yulman, no, Milinkovic Savic! Mamma mia! I Champions, dai! Ma come 4-1-4 la cheat, se poi non mi volete ascoltare, era prevedibile Milinkovic Savic, era prevedibile non mettere Oliveira, era prevedibile rischiare Spinazzola, era prevedibile Lobotka su Yulman, ci divertiamo come Quaresma, non è quello. Mamma mia, Milinkovic, altissimo, fortissimo, levissimo, vai Scotti, bravo De Bruyne, vai Højlund, non la perdere. Bravo Anghissà! Non me ne frega proprio che ti hanno chiamato il fallo. Bravo! Kevin sta come un pazzo secondo me. Vai Højlund. Ma Højlund, bravissimo! Vai Spin. Bravi. Bravo Poli. Lo sapete come va a finire, no? L'avete vista? Beh, ma queste, prima di tutto queste inquadrature sui piedi non capisco. Pure Anghissà, vedi, si può abbassare al posto di De Bruyne. Bravo capitano, quasi. Occhio al centro. Pigli, bro. Ma Juan Jesus cosa è diventato? Cioè, cominciamo con la gente con la mano in faccia che non... Tra l'altro ho visto il Bordocam del Milan con Gimenez che tira i capelli a Scott, con Fofana che prova a rompere il dischetto del rigore. Bravissimi. Bravo Politano, vai Spina. Eccolo, per pochissimo. Piglia, bravo De Bruyne. Qua un po' troppa foga, Kevin, un po' calma. Prende lui il calcio di ritorno, però ha alzato molto la gamba in orizzontale. Testa corta. Dagli sa che alza e che non interviene mai. Ma perché? Cioè, De Bruyne sta così oltre le righe che interviene a gamba tese, anche sa invece con le scarpe. No, non si può fare una scarpa per uno. Fallo su Politano è netto, non ne scherziamo. Ma è la Champions League, quindi calma. Provaci anche sa, abbassa il corpo. Non scrivo niente. Bravo il recupero di Højlund. Continua anche sa, continua. Oh, fallo. Ce ne stava mandando qua, Proprio il momento della pennichella proprio del mercoledì. Lo Sporting non doveva essere la squadra europea, allegra, portoghese. Stanno tutti quanti dietro al pallone, aspettano, chiudono. Anche sa! No, vabbè, dai. No, ma levate, ma veramente. Ma mettete Lang e Neres al posto di Anghissà e De Bruyne che sta così focoso. Fategli fare la mezzala distruttiva. Ma veramente facciamo. Via, basta. Io ho pazienza per i nuovi. Con Anghissà, no. Bravo Beukema. Una bella rovesciata, Juan Jesus. Quasi. No, qui sembra un campo di patate oggi, Bravo Kevin. Non mi alzo dalla sedia. Ma ha fatto alzare dalla sedia. Mi ha fatto alzare dalla sedia. Aspettando Lang, Kevin mi ha fatto alzare dalla sedia. Gran gol di Højlund. E su Kevin fate un po' di silenzio. Guardate che classe, che spunto. L'1-2, lo scatto, ne salta uno. Vede il passaggio, lo calibra in maniera perfetta di destro. Questo fallo chiamato a Juan Jesus è uno scandalo proprio piccionesco. Veramente un piccione internazionale di quelli che si fanno tutta la traversata dell'oceano, piccionando. Fammi rogare. Milinkovic Savic. Non è Lobotka, è Politano. Signore, sveglia. Te ne fascia, te ne fascia, gioca un coppa a fascia, non può essere Lobotka. Anche sa è progressivamente diventato Ronaldinho, cioè capite che fa questi sombreri tecnici così, la sostanza bravo Højlund. Scotti.
Madonna mia. Lasciatelo a terra, non perdete tempo ad alzarlo a quello, lasciatelo. Politano! Brava! No! Stavolta andava proprio sul palo. Bravo Kevin! Il fallo laterale. Maro. Pigli. Bravo. Va bene. Ronaldinho, è Frank Zambò Ronaldinho. E invece quando Trincao gli gira intorno e lui niente. Mannaggia. Spina. Non si scrivono. E De Bruyne sradica un altro pallone dall'area di rigore. Bravo Gutierrez. Va bene, possiamo lasciare i like che nei ultimi video ci siamo dimenticati di lasciarli a fine primo tempo. Ricominciamo. Se avete qualche idea adesso, non dopo, datemela, perché dopo, come diceva qualcuno, si è sempre più bravi. Se avete qualche idea da darmi sul cambio modulo, se ho due centrali, io ne metto uno. Cioè, se non è che... Dai, no! Dai, senza il microfono. Comunque sì, è veramente bello il font proprietario. Mi piace, se lo manteniamo a lungo tempo, sono contento. Bravo Juan Jesus. Vai Gutierrez, vai Scott! Altro pallone recuperato da Kevin. Chiedete scusa con la K. Salvate il soldato Scott. Sentite come ve lo dico. Lo vedo un po' fuori fase. Bella palla Politano, vai! Vai! La nuova bromance è Lang con Neres. Secondo me insieme si siede, non ci vuole far giocare, noi siamo forti, non giochiamo. Gutierrez, c'era una brutta palla a Lobotka, si può dire. Bravo Beukema, bravo Scotti. Bravo Politano. Sei capitano, non ti arrabbiare. Bravo Beukema. Bravo Oilund. Beukemalto. Ecco altra palla recuperata. Mamma mia Oilund, bellissimo. Spina. Appeals for a penalty. Signor arbitra. Mamma mia Gutierrez con quel destro. Bravo Milinkovic. Mamma mia, dove è andato sulla testa? Milinkovic, forti. Anche sa. Ecco Kevin. No, era proprio dietro, proprio alla schiena, non si chiama niente, no. Ancora Anghissà con queste braccia. Vedi Anghissà quanto mi fa incazzare. Occhio, Juan Jesus. Madonna mia, ma quello non si è mosso proprio dal rigore così. Non ci credo. No, Politano le fa proprio che recupera un coppo per Zulla. Fessi noi. Che fesseria. Milinkovic Savic, Vania, Milinkovic Savic, che fesseria. Vania, Milinkovic, vai. Vania. Comunque predominio totale, pareggiare proprio una stupidaggine. E vi dirò una cosa, do colpa a Lobotka che invece di rimanere su Hjulmand è andato a fare un pressing in avanti, forse mancava qualcuno, è andato su uno dei loro centrali e si è scompaginato un po' tutto. Bisogna tornare indietro di qualche secondo in più per capire perché è arrivato sto rigore. Iscrivetevi al canale, l'analisi. Ma lo sapete benissimo che sull'1-1 fino al 93esimo si gioca. Lo sapete benissimo. Non siamo in grado ancora di rallentare i ritmi e di gestire. Non siamo in grado. Dobbiamo attaccare. Bello che palla. Dai, voglio, dobbiamo puntuare oggi. Non esiste. Io già volevo la sostituzione di Kevin con standing ovation totale. Mo stando sul pareggio è più difficile. Cominciamo che i cramp o 60esimo. Erano un po' Garcia l'arbitro. Somiglia un po'. Fascia di capitano diventa più pesante in Champions, Di Lorenzo prima, mo Politano. E datela a Kevin. O a Juan Jesus.
ok, ma giustissimo togliere Scott perché non era proprio in fase. Vai Højlund, vai, dagliela a Neres, dagliela a Lang, prima, un poco prima. Vai Noah, vai Now. Vai Kevin, oh. È Garcia, no, l'arbitro è Garcia. Ci hanno fatto vedere un falè De Bruyne, boh, fischia tutto al contrario. Lobo capitano. Bravo Spina, vai Højlund, chiamalo un fallo. Vai Gutierrez, vai. Oh. Però l'hanno trattenuto. No, io ci credo ancora in te. Maronna, che schifezza. Maronna. Mamma. Conte, tu l'hai vista la simulazione, sì? Non lo dico perché lo sai, no? Anche sa. Gutierrez, che cos'è? Deviato. Non si fanno le sostituzioni sul calcio d'angolo. Vabbè, è finito. Bravo Lobo. Sì. Di nuovo. Bravo Lang, quasi. Kevin, eccolo qua! Sì! È commovente. Vi prego, fate finire sta partita così che io mi commuovo proprio. Come ha viaggiato sto pallone verso la testa di Højlund? Come ha viaggiato? Guardate! Ma vi rendete conto? Poi lui fa un bellissimo stacco. Ma vi rendete conto della morbidezza, teso, bello? Madonna, che bellezza. Chiedete scusa. Lucca di testa, Højlund di testa, siamo lì, insomma. A Champions, Højlund sì, segni in Champions. Qualcuno gli avrà detto non è un attaccante da Champions. Ah, perfetto, adesso si può sostituire con la standing goal. Bravi! Vai Ciuccio. Ci ha dato un Packer anche se... Cioè, i Packer li dai ai tuoi compagni invece di fare fallo quando devi farlo. È una roba. Bravo Neres. O meglio terzina. Bravo Spina alla diagonale. Lobo è esausto, non lo segue più a Højlund. Alziamo. Bravo Neres. Vai, sta arrivando Lang in qualche modo. Bravo Neres. Milinkovic Savic. Se non è fuori gioco. Bravi. Bravo Neres. Milinkovic Savic. Mamma mia, brutto. Bravo Juan Jesus. Già fa un'analisi di 3 ore deve uscire. Bravo Oliver. Continua, dagliela a Savic. Bravo. Højlund non ce la fa più. Højlund mi pare che ha chiesto proprio il cambio. Bravo Spina. Fuori. Panico finale. Bravo Lang. E allora eri terzino. E non lo sapeva. Bravo Gilmour. Portatela in coppa a bandierine. Neres. Vai Højlund. Vai, l'ultima azione. Ce l'hai. Ecco la tripletta. Che cos'è? Dove sta? No, smettetela di mettermi le mani in faccia. State rovinando un gioco. Come bello Reali. Bravo Luca. Mamma mia, Suliskis. Bravo Luca, bravo, continua. Fallo il fallo, Spina, fallo, non ti preoccupare. No, così no. Va bene Lang. Dovete fare i falli. Io non lo posso sopportare. La squadra di Conte aggressiva, violenta, fallo. Bravo Luca. Bravo Lang. Bravo Gilmour. Vai Neres. Oh. Voglio siamo polli, Siamo i polletti della Champions. I polletti putrefatti. Bravo Spina. Oh, faciti i fine in porta a chi? Madonna mia, no, Milinkovic Savic! Mamma mia! È finita! Il replay lo vediamo dopo, ne abbiamo parlato live, devo pariare. 1926 like per una vittoria che poi diventa sofferta, ma in realtà è una vittoria bellissima, di grandi concetti, di cose bellissime. Lasciate il like, iscrivetevi al canale.
grande mela che